Questa è la giornata di presentazione del progetto Mese del Benessere Psicologico organizzato dalla SIPAP, Società Italiana Psicologi Area Professionale, progetto che ormai è alla 6ª edizione. 4 le novità che ci accompagnano in questa edizione del progetto. Abbiamo esteso di molto la nostra presenza sul territorio in 16 regioni, oltre 50 province, 130 comuni sono interessati. Il nostro sito ha avuto una serie di evoluzioni, www.sipap.it sarà a disposizione per la prenotazione di consulenze e di seminari. Il segretariato sociale della RAI ci ha portato con degli spot sulle reti RAI per presentare il nostro progetto. Quarta novità di cui siamo molto contenti e orgogliosi, la presenza di un testimonial d'eccezione, Cesare Bocci, che ci accompagna nella diffusione di questo progetto. Penso che lo psicologo non sia un amico, ma sia un orecchio che ti sta ad ascoltare e a volte ti dice la parola giusta per aprire dei cassetti che non riesci ad aprire da solo. È naturale che non ti dà lo psicologo la risoluzione al tuo problema, sei sempre tu, però ti può dare degli aiuti per poter convivere con delle cose o cercare comunque di cambiare. Appoggiare una iniziativa completamente gratuita volta a far capire che cosa sia la psicologia e quanto possa essere utile per noi tutti. E 2, appoggiare un aiuto che appunto viene dato gratuitamente a chi ne ha bisogno. La psicologia a volte può essere costosa e non accessibile a tutti, in questo caso per un mese si avrà la possibilità di capire che cos'è e soprattutto di poter utilizzare gli strumenti che la psicologia, gli psicologi associati mettono a disposizione di tutti quelli che volessero appunto usufruirne. Tutto il mese di ottobre, a cominciare dal 23 settembre fino al 31 ottobre, ci sarà un centralino unico nazionale aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, dove tutte le persone potranno telefonare per prenotare consulenze o seminari. I numeri possono essere reperiti sul sito www.sipap.it o www.mesebenesserepsicologico.it. Entrambi i siti portano a quello che sono i meccanismi per la prenotazione dei seminari e consulenze.